una linea sottile tra quello che è la confusione totale, rischi di dimenticare tutto, quello che devi fare, e tra poi invece la realtà, che è quello che poi ci ha accompagnato, è questa energia positivissima, che sai quante persone dall'altro lato ti stanno guardando, giudicando. E poi siete probabilmente presentati con un pezzo proprio bello. abbiamo portato un pezzo di rottura, qualcuno ha detto in tutti i sensi, insomma. Però alla fine è andata bene, quarto posto. Quarto posto. Non ce l'aspettavamo veramente. Allora poi entreremo nella camera dei giochi di Principe, e però adesso rivediamo il Festival di Sanremo. Secondo noi siete voi vincitori. Proprio... Ben venga. C'era una volta una mentalità, una canna, 2 stanze, 43 amici, una candela e tanta voglia fa, o burdello chiamato la rivoluzione. Era targato non capiva però gli piaceva fumare, aveva gli occhi la felicità e un vocione paesano, passa questa canna. Na 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 na. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi ma non farmi sparare, fammi tradire, fatemi odiare, fammi quello che vuoi ma non voglio sparare mai. Si può sparire, si può sperare, si può odiare, si può tradire, ma non si può sparare. Sì. Era questo in realtà lo slogan. E questo che è cercavamo di vero lanciare. Poi messaggio. sono le varie insomma fazioni là, che chi l'ha incorniciato in un modo, chi in un altro. Chi si perché fossilizzava dentro sul la passaggio droga del leggera, carabiniere, l'amore fra due leggero, uomini. sì. In realtà poi Il messaggio non del facevamo pezzo altro che questo. raccontare poi quello che Assolutamente. succede, soltanto che poi ci sono dei canoni e dei posti, e quando si racconta quello che succede sembra che racconti quello che non devi raccontare. Ma poi voi siete assolutamente contro le droghe leggere, le droghe pesanti, le droghe in genere. Diciamo che non ne facciamo uso, però diciamo che come era successo con la storia del carabiniere gay, insomma, per i diritti dei gay e per eventuali altri diritti noi non siamo gay, ma ci schieriamo in prima linea per far valere i diritti. per i Però non diritti. era questo il brano, non ce n'è bisogno. Per la insomma, libertà, oggi, contro la violenza, Sì. meglio non usarli gli stupefacenti. Stupefacenti, è il titolo del vostro lavoro. SSSHH. Un inno un po' alla riflessione. 3 punti esclamativi, non badiamo a spese. Non c'è soltanto Targatto Na, ci sono 12 pezzi, il 12° pezzo. Il 12° pezzo è praticamente chi ha detto che è tornato indietro dal rivenditore, ha detto no, ma è rotta la 12ª traccia, mentre invece alla fine sono 15 secondi E che è stato di silenzio. questo inno alla riflessione, anche perché l'ultimo brano sfiora, e ci teniamo a dire sfiora, Massimo Troisi. C'è anche una citazione proprio dalla colonna sonora di Bacalov, del Postino, premio Oscar, che ci hanno concesso, l'abbiamo messa alla fine. Eventualmente dopo avevamo pensato qualsiasi cosa, non c'era altro da fare che mettere una traccia vuota e lasciare un po' di diciamo riflessione. che silenzio. la 12 non è rotta, diciamo. No, per cui se... Diciamo che questo disco costa 29.900 euro, siamo riusciti a portarlo sotto alle 30.000 lire, cosa non facile. Abbiamo lottato insieme ai nostri discografici perché riteniamo che il prezzo in genere Ma sia un girando po' per alto. Napoli si trova già questo disco pirata? Girando per l'Italia, direi. No, pirata, rifatto. Pirata noi speriamo di no. I nostri discografici realmente sono dissanguati per portare avanti il nostro progetto, e se non c'è un rientro in realtà Ma a diventa proposito dura. di produttore di discografico, tu Eh. a un certo punto, una È decina una d'anni storia fa... un po' particolare, sì. Perché praticamente lessi questo articolo, produttore cerca cantautore. Eri tu il produttore Esatto, che cercava cantautore. venni qui, dissi dove devo venire? Al Maschio Angelino, dissi. Appena venni qui in questa casa enorme, dissi caspita, ho trovato il produttore dei miei sogni, un casino di software. Qua faccio soldi, sì. In realtà io cercavo la stessa cosa, perché precisiamo sempre che io sono un principe con una condizione sociale medio-bassa, nel senso che principesca. mio padre era un custode e io risiedo qua proprio per questa, insomma, aveva diritto alla residenza, e mi chiamano così da piccolo perché appunto risiedo al Maschio Angelino. In realtà ci fu un errore di stampa, da produttore cercasi, sbagliò il giornalino e scrisse produttore Siamo cerca. stati a parlare per 2 ore. Lui convinto, per insomma, 2 che era il ore. produttore. Io poi anche guardando ho detto ma come questo fa il produttore, insomma, non mi entrambi convinti di questa cosa, invece alla fine Però per insomma fortuna è stato un incontro Sì, fortunato. ci siamo incominciati a scambiare i brani perché poi 2 cantautori, diciamo, nascono così, no? Lui suonava i brani miei, io suonavo i brani suoi, poi insomma da 3 anni almeno componiamo i brani insieme. Antonio De Carmine, Principe, Mauro
Penillo. Penillo, no Spinello, perché No, sennò... no, lo so, perché poi non la ne canta, usciamo capito? più. No, basta. E questo qui è il re, la Sì, regina. questo era mio padre, insomma, qui con mia madre che in realtà è il nostro primo produttore. Tutto spesato da mia madre in realtà, che sia il sopportarci nell'abitazione, Finalmente sia, possiamo ringraziare i nostri genitori che ci hanno supportato. sia il fatto che Sì. Sono i primi insomma produttori, ci hanno supportato in tutto e per tutto, supportato e sopportato, perché alla fine qualche soddisfazione gliela stiamo dando. mi Speriamo sembra di dargliene altre, sì. E c'è la mamma lì che sorride, che fa peraltro questi cuscini bellissimi, alle mani Oggi è una d'oro. promozione. Una promozione a tutta la famiglia. A tutta La la mamma famiglia. fa i merletti, il figlio canta. Senti, ma da bambino, insomma, per te è stato normale crescere qui, in un castello? È stato normale fino a qualche tempo fa, in realtà io inconsapevole di questa residenza, me ne sono accorto perché tra un po' dovremmo andare via, insomma c'è la sostituzione del custode e lasceremo il castello e io ho cominciato a focalizzare il tutto. Ho capito insomma... Quando era piccolo invece di giocare col pallone, giocava con le palle di cannone, infatti c'era due piedi così. Ciccio voltò le spalle e se ne andò e sperava nel giusto cercando un mestiere e dopo 86 concorsi entrò arruolato nell'arma dei carabinieri. Si mise col fumo e poi si innamorò di un carabiniere del Basso Treviso. Addestramento infine poi giurò e ad un tratto lo armarono per intervenire. La fisarmonica c'è sempre? C'è quasi sempre perché questo è il primo strumento che ho imparato a suonare. L'avevo perso un po' e invece ci siamo messi. Anche se lui fondamentalmente è un grande pianista. Sono pianista. tassista Grande e- non lo so, però e pianista. arrangiatore. Vicino a te, vicino a te, vicino a te cagna vita, perché so chi sei e mi ammazzerai. Vicino a te, vicino alla tua bocca respiri che tra i dispetti tuoi ingoio con te. Vicino a te, vicino a te, vicino alle tue mani ti trasformi e sai leccare le mie. Vicino a te il rumore della vita non sento più, spacchi timpani coi silenzi tuoi. Poi te ne vai e non torni più. Ma chi sono io? Ma chi sei tu? Tu mi manchi già e sei ancora tu. Mi manchi adesso anche di più. Non mi stanchi mai, non sei l'amore tu. Vieni e te ne vai, tu fai male di più. Una volta sola, Una volta ancora. Maria. Bravi. siete Abbiamo preso un proprio sacco di bravi. felle, sì. Mamma Di mia. felle? Sì, le felle lo sai cosa sono? Gli errori, insomma, Sì, di paperette. Sì, perché siamo così stretti. Io Infatti un, Vabbè, però un infatti colpo di qua e un colpo di là. l'ascoltano Un colpo dal di disco. qua, Sì, un sì, colpo si può di là. ascoltare dal disco. Questa era Maria, che sarà l'eventuale secondo singolo. Ecco perché ci tenevamo a dire che non siamo soltanto Targatona. Arrangiatori, compositori, autori, Tutto. socio alle tastiere, piano, Facciamo anche i gelati. Ma allora, Principe l'abbiamo capito, Papà Gennaro, 43 anni, custode, accompagnatore, guida, Cicerone, insomma aveva le chiavi, il padrone del Marcangioino. Socio perché? Dillo tu, perché? Socio perché in realtà da quando ci siamo conosciuti io avevo due nomignoli per Mauro. Socio perché sempre ho detto socio, sembravamo sempre soci in affari, in questi affari che poi non venivano mai a Cioè non c'avevamo una svilupparsi. lira poi alla fine. Insomma questi affari nostri. Poi spiega tu perché la M. La M. È la Mauro. Mauro e mouse, anche perché occupandomi di computer. Cioè, però per quanto riguarda la parte musicale, perché poi per il resto non so una mazza, cioè nel senso che infatti Sì, in realtà come computer, solo per la parte musicale. come computer lo si può anche vedere in questo piccolo nostro studietto che siamo rimasti all'Atari ST1040 Del che 1983. oggi è quasi una macchina bellica, insomma. Per metterla in modo Non ne so. però. Siamo rimasti Nulla. indietro. Infatti per questo abbiamo ripreso poi chitarra e fisarmonica, poi perché ci siamo un po' Sì. Lo staccati strumento povero. dal Lo strumento computer. povero.
Senti, Napoli quanto contribuisce alla vostra creazione, alle vostre creazioni? Ma direi, al di là dell'energia che noi assorbiamo qua nel castello tra la pietra di tufo e il piperno, c'è una buona influenza, anche qualche collaborazione che abbiamo avuto con artisti napoletani, uno per tutti Enzo Gragnaniello, Certo. sono state delle grosse influenze, delle grosse energie e contribuisce tantissimo, credo. Allora, grazie, io vi ringrazio per il messaggio di non sparare. Grazie a te. Grazie a voi, adesso lancio la sigla, lì ci sono Tony Garrani, Ilaria Capitani che sono pronti come ogni mattina Ciao. a iniziare la giornata. Bravi, davvero. Ma Grazie. chi vi è piaciuto a voi a Sanremo? Parte Meghan Gale, direi Roberto Angelini. Tra le nuove proposte parliamo, dei Biggie ci piacciono quasi tutti, insomma, Lo le rifareste? nuove proposte chi ricordiamo, non chi ci è piaciuto, ricordiamo poi probabilmente anche perché ci siamo conosciuti. Lo Forse rifaremmo Sanremo, Eh. ma anche 1000 volte. Sì, facciamo sì. facciamo un'altra volta, che è meglio. Sì, anzi speriamo proprio di rifarla, così vuol dire che qualcosa si sta muovendo anche per noi. Magari nei big, Beh sì, Boh. ve lo meritate, quarti no, nelle nuove proposte. quarti nelle nuove proposte. Io vi ringrazio ancora, vi ringrazio Grazie perché a ci hai voi. aperto la porta, il portone, non so come chiamarlo, di questo posto incantato nel cuore di Napoli. Se passate da Napoli, guardate il Maschio Angioino e pensate che questo signore principe abita lì e spesso viene qui anche socio e qui creano. Anche le se loro passate per i persone- negozi di musica, ricordatevi di Principesso CM. Ah sì, sigla. Mi rifate quel pezzetto, fammi sparire, fammi... Oh, na 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 na. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi ma non farmi sparare, fammi tradire, fatemi odiare, fammi quello che vuoi ma non voglio sparare mai.